Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli verso il nuovo governo. Oggi era il giorno del centrodestra che è salito al Colle compatto per le consultazioni dopo un colloquio con il presidente Mattarella durato una decina di minuti. La coalizione che ha indicato Giorgia Meloni come premier si è detta pronta a governare subito, possibile l'incarico già nel pomeriggio. Pronti a formare il nuovo governo nel minor tempo possibile. È chiaro il messaggio del centrodestra unito dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A parlare a nome di tutta la delegazione di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Moderati è stata Giorgia Meloni, indicata dai partiti come futuro premier. Tutta la coalizione che si è non a caso presentata insieme questa mattina alle consultazioni ha dato una indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo al Presidente della Repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Noi attendiamo ovviamente ora le determinazioni del Presidente della Repubblica, che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare della storia della nazione, e ovviamente già da ora annunciamo che siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile. Della delegazione faceva parte anche il parlamentare friulano Luca Ciriani, capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia. Già nel pomeriggio potrebbe arrivare da Mattarella l'incarico di formare il governo a Giorgia Meloni, che sarebbe la prima donna premier in Italia. Ieri il capo dello Stato aveva incontrato i gruppi di opposizione che avevano espresso perplessità su un governo troppo sbilanciato a destra, da sinistra Verdi ad Azione fino ai 5 Stelle al Partito Democratico. Noi saremmo, rispetto a questa maggioranza, opposizione ferma, rigorosa, a partire ovviamente dalle 3 questioni principali su cui si è impostata la nostra campagna elettorale, cioè lavoro, diritti e ambiente. Nelle prossime ore la decisione di Mattarella, non escluso che Meloni accetti senza riserva, arrivando al Colle con la lista dei ministri in mano. Arriva la stretta su Borgo Stazione a Udine. Il prefetto Massimo Marchesiello annuncia nel fine settimana una maxi operazione delle forze dell'ordine. Il comune insiste nel frattempo per avere l'aiuto dell'esercito. Da questo comitato, in cui erano riunite anche le forze dell'ordine pubblico, cosa ne emerge, il quadro che emerge da Borgo Stazione? No, un quadro di massima attenzione sul problema, sulla situazione, visto anche i recenti problemi, fenomeni che si sono verificati, quindi nessuna disattenzione e nessuna minimizzazione della situazione. Io stesso anche recentemente sono stato nella zona, insomma, ho anche percepito e, come dire, annusato quello che si respirava lì. È ovvio che oggi col sindaco abbiamo condiviso alcune possibilità di intervento di maggiore rafforzamento, su cui il questore, comunque col coordinamento che fa di tutte le forze operative, sicuramente anche in questo fine settimana opererà interventi e attività di prevenzione importante, proprio perché il fine settimana in certe ore, in certe fasce serali si acuiscono le problematiche e le tensioni. Un intervento dell'esercito, quello è ipotizzabile in questo momento? Se ne è parlato, ovviamente l'abbiamo preso in carico come richiesta condivisa anche dalla maggioranza del comune, di intervento, di possibilità di presenza dei militari, che all'interno del progetto Strade Sicure sono comunque utilizzabili proprio perché il prefetto ne dispone, come dire, la sensibilizzazione verso alcuni obiettivi. Abbiamo un contingente che purtroppo per le recenti crisi internazionali si è dovuto ridurre, quindi contiamo sulle risorse umane che abbiamo. Ci ragioniamo, è una cosa possibile, però ovviamente non ci aspettiamo tanti uomini. Importavano in Italia pellet non certificato con false certificazioni energetiche in violazione delle norme che ne regolano la commercializzazione. Queste le 2 cause che hanno portato la Guardia di Finanza di Muggia e Trieste a sequestrare 3 carichi da 70 tonnellate in arrivo dall'Est Europa. All'interno di 2 autoarticolati stranieri sono stati trovati ben 3.000 sacchi imbustati, privi delle indicazioni previste per la vendita del prodotto all'interno della comunità europea. In una terza spedizione da 23.760 kg di pellet invece è stato accertato tra le etichette l'indebito utilizzo di un marchio di qualità. Per questi ultimi colli, oltre alla confisca, è scattata anche una denuncia all'autorità giudiziaria di Trieste.
Manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL domani a Roma per ribadire la necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza sui posti di lavoro. Oggi a Udine l'incontro in vista dell'appuntamento di domani e per analizzare i dati sugli infortuni. In Friuli Venezia Giulia sui luoghi di lavoro calano i numeri delle vittime, passando da 22 nel 2021 a 5 nel 2022, ma aumentano del 13% i casi di infortunio. La provincia di Udine è la più colpita, con oltre il 40% rispetto al resto della regione. I dati sono stati analizzati durante l'incontro udinese di CGIL e CISL e UIL in vista della manifestazione unitaria organizzata per domani a Roma. È l'ennesima manifestazione che si fa anche in forma ristretta per tenere alta la guardia sul tema della sicurezza e morti sul lavoro. Nonostante le percentuali che a volte si riducono, comunque sempre di morti si parla, sempre di infortuni si parla. Anche alla luce del fatto che c'è un nuovo governo, sui provvedimenti legislativi in passato che ancora non hanno dato risultati, la manifestazione ha lo scopo di tenere alta la guardia a tutto campo. Abbiamo fatto diverse assemblee nei posti di lavoro anche per informare, formare i lavoratori, anche perché i numeri non sono diminuite le morti sul lavoro, che da gennaio ad oggi in Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto 5 casi, di cui 4 nella nostra provincia. Purtroppo diciamo che la sicurezza nei luoghi di lavoro soggiace purtroppo alle esigenze produttive e da lì spesso si determinano le inosservanze. Di conseguenza, semplifico, a nostro avviso purtroppo ancora troppe volte la responsabilità è da ascrivere ai datori di lavoro, nonostante magari anche i tentativi fatti per mettere in sicurezza i propri dipendenti. La sanità passa attraverso la medicina di territorio, corredata non solo da strutture ma anche dalla telemedicina e soprattutto dai medici di famiglia. Il tema è al centro di una giornata dedicata alla formazione sull'applicazione di modelli standard dell'assistenza territoriale. Strutture, posti letto, case della comunità sono alcuni dei punti fondamentali dell'assistenza sanitaria sul territorio. La Regione sta ragionando sulla centrale operativa unica territoriale e punta sulla telemedicina, che avrà un ruolo importante per il quale sarà indispensabile l'alfabetizzazione digitale sia per i professionisti che per le persone, in modo particolare quelle anziane. Nel quadro si inserisce anche la risoluzione dei problemi legati alla carenza di medici di base. Frontiera del medico di medicina generale è il primo punto di difficoltà. Noi abbiamo aumentato anche il numero delle borse di studio, vediamo che c'è una certa, c'è un po' un approccio tiepido da parte dei giovani alla medicina generale, anche se va riconosciuto che quelli che scelgono di farla veramente stiamo notando dei ragazzi, dei professionisti che saranno grandi professionisti perché hanno voglia, sono molto determinati e io mi auguro che questa loro scelta si possa moltiplicare anche con altri professionisti che scelgono di fare questo lavoro, perché una delle grandi questioni aperte è proprio l'appropriatezza, cioè noi siamo costretti, il cittadino è costretto ad andare a chiedere risposte di salute in modo inappropriato perché non trova nel percorso quelle che sono le risposte che devono avere a partire dalla medicina generale. È un dato strutturale, è un dato sul quale il Paese ha aspettato troppo, anche perché quando parliamo di salute le scelte che tu assumi adesso producono risultati tra anni. Il price cap è un primo passo in avanti e ci consente di considerare che il picco del prezzo del gas è alle spalle e che potrebbe essere davanti ad una discesa. Il presidente reggente di Confindustria della Friuli Venezia Giulia, Gianpietro Benedetti, si è espresso così questa mattina a Treviso a margine del Family Business Forum al quale sta partecipando. Secondo Benedetti il price cap è un fatto temporaneo, andrà aggiustato in relazione all'andamento del mercato, determinato tra l'altro dalla vendita dei futuri alla borsa di Amsterdam. Il presidente di Confindustria, il gruppo Danieli, si è soffermato anche sul conflitto in Ucraina. Penso e spero, ha detto a Treviso, che nei prossimi 8-10 mesi ci sia una sorta di tregua con l'inizio della ricostruzione del paese, a partire dalle infrastrutture e dalle case. Il Partito Democratico in Consiglio regionale ha indetto un incontro per discutere dell'assestamento di bilancio autunnale varato dalla Giunta di oltre 100 milioni di euro. È necessario trovare il modo per intervenire subito in aiuto delle famiglie, ma dicono dall'opposizione al momento non sono stati previsti strumenti adeguati.
L'assestamento autunnale di solito è un assestamento che non ha cifre rilevanti, in questo caso le cifre sono molto importanti, proprio per questo vogliamo intervenire in maniera diversa da come sta facendo la Giunta, in particolare su due filoni, quello a favore delle imprese e quello a favore delle famiglie. Rimodulando i 100 milioni previsti da una norma di cui non abbiamo ancora notizia e che probabilmente, a sentire le dichiarazioni del Presidente, sarà fatta ai primi del 2023, e quindi intervenendo sulle imprese e poi a favore delle famiglie nel momento in cui vogliamo intervenire con una dotazione cospicua rispetto a quelle che sono preoccupazioni forti rispetto a una situazione sociale che rischia di essere esplosiva. Noi non contestiamo l'idea di un bonus rivolto ai privati per intervenire negli immobili, nei condomini, nelle casette e così via, come è stato con l'ecobonus nazionale per quegli interventi che consentono di contenere e diversificare il costo dell'energia. Diciamo semplicemente che oggi c'è una tabellina che stanzia 100 milioni che già ci sono alla voce futuri provvedimenti legislativi. Futuri provvedimenti legislativi vuol dire che oggi non c'è una misura concreta, che ci dovrà essere una norma, no? Quando ci sarà la discuteremo e se sarà possibile la sosterremo, ci dovrà essere una norma che però oggi non c'è, quindi oggi per i cittadini al momento non c'è nulla. 4 nuovi mezzi fuoristrada acquistati dalla Regione sono stati dati in dotazione ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari di Lignano, Codroipo, San Daniele e Rigolato. Tuttavia l'organico del Comando Provinciale di Udine continua ad essere in sofferenza. Questi sono mezzi presi grazie al contributo della Regione e grazie a questo, questa è una dimostrazione che quando si interagisce in sinergia con le varie amministrazioni possiamo riuscire ad arrivare a un buon livello della sicurezza per il territorio e per il cittadino. Quanto ai nuovi mezzi, come siamo a uomini invece? Come un po' tutta la pubblica amministrazione, anche noi siamo in sofferenza rispetto al personale. Adesso siamo a circa un 50 unità in meno rispetto all'organico ufficiale. Riusciamo a coprire ovviamente tutto il territorio, però con le difficoltà dovute alle carenze di organico. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.